È iniziata con un bagno di tifosi la prima seduta atletica della nuova rosa di calciatori dell'Acregas. Dopo un breve incontro di benvenuto con il patrone Giuseppe Deni, tutti sul terreno di gioco a sudare sotto un sole cocente. Tutti presenti i giocatori convocati, fatta eccezione per Morimoto che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare ad Agrigento. Settimane di duro lavoro attendono l'intera rosa che ha iniziato a seguire attentamente i consigli degli addetti ai lavori. Adesso le prime parole espresse dai nuovi arrivati Lama e Letteri e del tecnico Coppa ai microfoni dell'ufficio stampa della società. Mister Marco Coppa, ci siamo, inizia la nuova stagione, si apre il ritiro dell'Acregas, le tue sensazioni quali sono? Assolutamente positive, come l'ho detto già al primo giorno della conferenza stampa. Oggi finalmente iniziamo, avevo tanta voglia di iniziare e adesso però la palla passa ai ragazzi e quindi voglio che siano loro oggi a parlare. Ecco, accanto ai due big del mercato acragantino, Litteri e Jama. Quindi non comment, facciamo parlare loro. Gianluca Litteri, inizi questa stagione in maglia bianca-azzurra con quanto entusiasmo, con quanta voglia di fare bene? Sicuramente inizio con l'entusiasmo giusto perché ho bisogno di riscatto, visto l'anno scorso ho passato un anno un po' travagliato. Sono contento e felice di essere qui, voglio rappresentare al meglio la maglia dell'Acregas e non vedo l'ora di iniziare. Come stai fisicamente? Quali sono i tuoi obiettivi personali per questa stagione che sta per cominciare? Il mio obiettivo personale è stare bene per tutte le partite di ogni domenica e poi col lavoro i risultati arriveranno. Perché hai scelto l'Acregas? Perché che la maglia che magari si può accostare più magari a Catania, in Sicilia e il progetto e la storia che ha l'Acregas può rappresentarmi al meglio. La Serie D che campionato è? Tu l'hai vinto col Catania? Sì, la Serie D è un campionato difficile dove sicuramente gli under fanno la differenza in un campionato di semiprofessionistico. Quindi sarà difficile affrontare ogni squadra e una battaglia ogni domenica. Quindi. Il tuo messaggio ai tifosi biancazzurri qual è? Posso promettere che la maglia dell'Acregas sarà onorata ogni partita. Passiamo adesso a Jama. Torni a giocare in Italia, torni quindi in Sicilia, la maglia dell'Acregas, cosa ti aspetti da questa stagione che sta per cominciare? Buongiorno, sono molto contento di essere un'altra volta qua in Sicilia, questa volta rappresentando questa grande società che è l'Acregas, quindi cercherò sempre di dare il massimo e contribuire sul campo. No? Anche a te chiedo come stai fisicamente e quali sono i tuoi principali obiettivi per la stagione. Fisicamente ho un pleno campionato, quindi sto bene e poi gli obiettivi personali a questa età che uno ha il privilegio di lasciarle un po' da parte e pensare un po' a quello del gruppo. No? Io penso che gli obiettivi del gruppo siano quasi uguali che i personali di tutti, quindi l'importante è che il gruppo sia bene e giochi bene. Mister Marco Coppa, soddisfatto del mercato biancazzurro? Assolutamente sì, anche se poi quello che io mi auguro e spero sempre è che i tifosi dell'Acregas, tutta la città, trovino sempre l'equilibrio e la misura, perché per me è importante ribadire questo concetto e ancora più importante ribadirlo avendo accanto due riferimenti per noi quest'anno che sono Gianluca e Cristian. Questa è una società che grazie agli sforzi del presidente Deni e di tutti i dirigenti ha ritrovato la Serie D e credo che l'obiettivo principale sia quello del mantenimento della categoria. Ho visto tantissime società gloriose fare sempre su e giù e questo credo che sia il danno peggiore, invece credo che la cosa più intelligente sia quello di riuscire per il momento a consolidarsi in questa categoria. Abbiamo fatto un mercato cercando anche profili che possono darci una mano da questo punto di vista, perché i giocatori che abbiamo acquistato sono giocatori che abbiamo scelto per le caratteristiche e soprattutto anche sotto il profilo della personalità.
noi abbiamo bisogno di tanta personalità calcistica in campo per raggiungere il prima possibile quello che è l'obiettivo della società, che ripeto è la salvezza, è l'obiettivo del mantenimento della categoria. Poi è pure vero però che se mi giro a destra, a sinistra o penso a qualche altro giocatore che è di là dentro lo spogliatoio, e siamo bravi perché poi non pensare eventualmente anche a qualcos'altro, però mi piace vivere la giornata. Oggi iniziamo questo ritiro con un obiettivo ben preciso, che è quello di lasciare l'Akragas il prossimo anno ancora con questa stessa categoria. Poi se a dicembre, a gennaio i ragazzi ci faranno il regalo tutti, a tutti, di stare in una posizione di classifica diversa, allora poi cominciamo a parlare di altro. Però per il momento lavoriamo alla giornata perché è giusto che sia così.